Ed eccoci qua, cari amici, oggi 2 ottobre, insomma è una data importante perché qua il canale del Marvin riesce a fare salvare questo bellissimo esemplare Fiat 306, ma soprattutto Marvin ha avuto la fortuna di avere come collaboratori una certa associazione che si chiama AITE, capitanata da Roberto Cabiati, che subito, appena gli ho presentato la fotografia di questo 306, ha trovato subito lui la soluzione. E niente, qua cari amici, guardate, siamo sul Fiat 306. Dai, gli ultimi istanti qua, cosa dici? Cosa devo dirgli? Dai, ti piange il cuore, ti dispiace? Mi dispiace da morire. Cioè, un peccato, però dai, vai in mani buone, eccolo qua. Sì. Ed eccoci qua, cari amici, è stato salvato dalla Filmtram di La Spezia, capitanata dal bravo Stefano qua, e poi vedremo. Ed eccoci qua, cari amici, il Fiat 306, si appresta, vieni tranquillo, si appresta, vai piano, si appresta, vieni qua Filippo, oh, vieni qua vicino a me, si appresta qua a uscire. Sono queste le ultime immagini qua, un Veneto selvaggio che te non sapevi che c'era questo Fiat 306 no, che dormiva. Però qualcuno mi aveva detto vai, devi andare lì. Guardate qua. C'è un pullman avvolto dalle fronde. Eccolo, lo vediamo qui. Oh, ascolta un attimo per l'ultima volta, dammi una bella sgasata. Lo facciamo sentire? Il motore? Sì. Dai, eccolo qua. Prima che vada sul carro attrezzi qua. Adesso andiamo, cari amici, la diretta di questo vecchio pullman, di questo vecchio bus qua che ci lascia. Vai! Vai, gas! Gas! Amico, vai di gas! No, non ha capito questo. Ascolta! Fammi una sgasata! Ancora? Eccoci qua, cari amici, è la diretta, Non ha capito. Niente, purtroppo volevo farvi sentire un po' la diretta. Attenzione, eccolo qua, il vecchio Fiat 306, guarda qua Giuliano, il tuo Fiat 306, mani buone, Che brutta fine che sta. Che brutta fine, ma no, vai tranquillo che è in mani buone, attenzione. Eccolo qua, il vecchio 306. Guardate. Vieni qua Giuliano, dai, salutami, dai, di. Attenzione. Eccolo qua, bravo Giuliano, era di Giuliano questo vecchio 306. Ti piange il cuore Giuliano? Sì, da morire. Però dai, insomma, non c'è l'altra soluzione. Siamo stati fortunati piuttosto che la demolizione. Piuttosto che la demolizione, ragazzi, questo è qua, il canale qua del bravo Marvin 345 e di tutto il team, dall'AITE al grande presidente Roberto Caviati, che ha avuto la soluzione subito appena gli abbiamo presentato la fotografia, ha detto subito so a chi può interessare ed infatti interessava certo Stefano di Pozzano della Sofiltra di La Spezia, ragazzi. Questo qua andrà alla Spezia, Però se lo vediamo così oggi funzionante, un ringraziamento va al dottor Sergio, per gli amici del dottor Sergio, in realtà è Sergio Meneghetti, noto restauratore di camion d'epoca, per passione. Lui lo fa veramente con passione. Guarda qua, bravo Giuliano. E anche questa volta è riuscito a mettere in moto questo Fiat 306 con il motore del 682 e il suo motore originale. Ed eccoci qua, adesso caro Filippo, qua devo correre, attenzione. Vai piano! Aspetta un attimo, qua guardate qua il Marvin che corre, vai piano, attenzione, È una diretta da brividi, ragazzi! Fiat 306, che si muove, che non capita tutti i giorni di vedere qua un vecchio pullman salvato dal canale del Marvin 345, quelli che dedicato a tutti quelli che davano del pasto al Marvin qua, che diceva ma come mai vai dietro la ruggine, guarda qua, Marvin 345, il canale così, tutto così, nata per passione, è riuscito a salvare grazie all'AITE e alla Filtram di La Spezia questo vecchio 306. Ed eccoci qua, la diretta è una diretta così. Adesso stiamo appunto aspettando che il vecchio 306, guardate qua, immagini davvero drammatiche, perché ci sta per lasciare, però guardate qua, le gomme sono quel che sono, guardate, spettacolo. A chi è che lo dedichiamo? Abbiamo detto a Mirko
dedicato a Mirko De Rosso. Aspetta un attimo, eccolo qua. Volevamo dedicare il video a Mirko De Rosso, che è stato il nostro fondatore del Motoclub Due Ville. Eccolo qua, bravissimo, guardate qua, operazione pazzesca qua di questo Fiat 306, guardate. Vai Filippo, qua il sole è giusto, vai piano, attenzione, stiamo facendo impazzire qua l'autista, guardate. Marvin corre Marvin, guardate, spettacolo, Fiat 306. Sono contento, ho salvato dal canale del Marvin. Attenzione, aspetta un attimo. Oh, fermalo, ferma, attenzione a questo punto. Eccoci qua, cari amici. Giustamente, insomma, l'emozione è ok, però abbiamo qua l'ultimo autista, Guardate qua, l'ultimo autista che guida il Fiat 306, insomma, non ti piange il cuore, cazzo. Sì, ho fatto la patente con questo. Ed eccoci qua, come ti chiami? Franco Samburgano. Eccolo qua, bravo Franco qua, Nell'anno che l'hai fatta? 79. 79, ragazzi, guardate qua, il bravo Franco qua. Insomma, su questo 306, gli piange un po' il cuore perché se ne andrà, ma almeno andrà in buone mani. No, è il mio primo amore questo, Adesso un attimo Franco, fammi uscire che esco così ti becco. Ragazzi, la diretta, c'è una diretta pazzesca. Niente, qua intanto il Marvin. Aspetta un attimo Franco. Niente ragazzi, qua intanto il Marvin vi saluta e andiamo a vedere la prossima diretta. Ciao a tutti, avanti, andiamo.